Benvenute e benvenuti su podcast One Word Italiano. Oggi comincia il viaggio di Chiara, una ragazza nata e cresciuta a New York con una laurea in filosofia, una passione per le parole e una mamma sarda che cucina il ragù ascoltando Mina a tutto volume. Chiara ha deciso di trasferirsi in Italia, a Cagliari, così, senza conoscere l'italiano, senza amici e con pochissime certezze. La prenotazione del suo corso di italiano a Cagliari, quella del monolocale nel quartiere storico di Villanova e un quaderno rosso dove scrivere tutto quello che sentirà. Chiara arriva in una domenica luminosa. L'aeroporto di Cagliari è così piccolo che le sembra di essere scesa nel posto sbagliato. Questa è tutta l'area arrivi? Si chiede guardandosi intorno. C'è più movimento nella lavanderia del mio palazzo a Brooklyn, pensa Chiara. Ma poi esce e l'aria cambia tutto. C'è un profumo nell'aria che non sa definire, un misto di mare, vento e sole. La luce è diversa, ha qualcosa di gentile. Il tassista ha i capelli bianchi, gli occhiali da sole scuri e parla molto. Chiara riesce a capire solo qualche parola: città, sole, studente. Lei risponde con un sorriso anche quando non capisce e dice: io sto studiando l'italiano. Il tassista dice: brava, l'italiano è difficile ma è bello. Poi accende la radio e parte una canzone antica che le sembra uscita da un film italiano degli anni 60. Chiara non capisce le parole ma sente il ritmo e le piace. Il tragitto dall'aeroporto alla città è molto breve. Vede la città per la prima volta dal finestrino. Una collina con case color miele, il mare in fondo, palme, biciclette, terrazze con panni stesi. Cagliari le sembra una città segreta, piena di angoli nascosti. L'ingresso in città è strano, non ci sono persone per strada. Solo qualche gatto, qualche bicicletta, una fontana da cui esce acqua. Che strano! Ma certo, è luglio, è domenica, tutti sono al mare, pensa Chiara. Come in certi film italiani, città deserte, finestre chiuse, silenzio d'estate. Arriva nel suo monolocale a Villanova in una via molto colorata e carina, con balconi pieni di fiori. Il suo monolocale è al secondo piano di una palazzina piccola e antica. Chiara entra e cerca subito l'ascensore, ma... Prima lezione. In Italia, specie nel centro storico, non ci sono ascensori. Chiara sale con fatica, con la valigia che sbatte a ogni gradino. Apre la porta. Il monolocale è piccolo ma carino, accogliente. Una stanza con un letto, una libreria, una piccola cucina, un tavolino, una sedia e la cosa più importante, una finestra con un balconcino e da lì si vede un pezzo di cielo. Chiara si siede sul letto, è stanca, sudata, confusa, non sa dove siano i piatti né come si faccia un caffè, ma sa che è nel posto giusto. Sorride da sola. Poi apre la finestra e fuori c'è silenzio. Un bambino gioca con l'acqua di una fontana, una signora stende i panni fuori. Tutto sembra molto lento in questa città. Prende il telefono e scrive un messaggio a sua madre. Sono arrivata.
Qui c'è tanto sole e silenzio. La madre risponde con un messaggio vocale in sardo e in italiano. Chiara non capisce molto, ma è felice e sorride lo stesso. Oggi Chiara ha imparato alcune parole nuove, non dai libri, ma vivendo. Domenica, un giorno in cui la città dorme e il mare chiama. Caldo, più che un aggettivo, un'esperienza. Balcone, un piccolo luogo sacro con vista sul cielo. Deserto, non solo nel Sahara, anche in città di domenica alle 14. Qualche frase importante da tenere a mente. Buongiorno, scusi, quant'è la tariffa per arrivare in centro? Sto imparando l'italiano. Grazie e arrivederci. È sera. Chiara si siede sul balcone con un bicchiere d'acqua frizzante fredda. Fa ancora caldo, ma l'aria si è fatta più gentile. Da lontano arrivano voci. Qualcuno rientra dal mare, ride, canta. Intanto Chiara apre il suo quaderno rosso, lo tiene sulle gambe e scrive lentamente. Ogni viaggio inizia con un piccolo passo. Poi sotto aggiunge: e con una valigia da trascinare per le scale. Sorride e chiude il quaderno. Domani comincia la scuola, ma per oggi è abbastanza così. Così comincia il viaggio di Chiara, con una città addormentata, un sole invadente e una lingua ancora tutta da scoprire. Nel prossimo episodio entreremo con lei in classe nel suo primo giorno di scuola. Chiara incontrerà la sua insegnante, i suoi compagni e forse scoprirà che buongiorno è già un grande successo. Nel frattempo, se anche tu stai imparando l'italiano, ricorda, cammina piano, ascolta molto e se puoi scrivilo su un quaderno rosso. A presto, tanti saluti da Carla.